E niente, è un finale un po' amaro perché l'ultimo secondo, l'ultimo tiro non ce l'aspettavamo, abbiamo avuto testa a una grande squadra, abbiamo giocato la nostra partita, abbiamo avuto le nostre occasioni solo 0-0, quindi è stata una partita, penso che il pareggio era il risultato più giusto. Dopo la partita con lo Steaua dove abbiamo, penso, fatto la peggior partita nel momento in cui dovevamo dare il meglio. Oggi abbiamo dato il meglio, abbiamo giocato bene e forse ci stava tutto il pareggio, però questo è il calcio e ci dice male molto spesso. Il lato positivo della partita è che abbiamo dimostrato che non siamo inferiori a nessuno, come abbiamo giocato col Cotton, come abbiamo giocato col Goldbet alla pari. Il lato negativo è che purtroppo non riusciamo a tirar fuori il carattere che ci consenta poi di o vincere o pareggiare le partite, perché poi questa partita 1-1, mancano 20 secondi, non puoi rischiare dentro l'area nostra e prendere gol, quindi l'inesperienza, la giovane età dei giocatori forse poi si fa risentire a lungo nel campionato e penso che sarà un grosso limite fino alla fine.